Lo avete capito, allora stiamo parlando di viaggi lontani, affascinanti, avventurosi. Maurizio Chiovato, documentarista, qui con noi, ben ritrovato. Grazie a voi. Che ha intrapreso questa avventura. Allora, raccontiamo ai nostri telespettatori questa volta dove ci porti. Allora, parliamo che la Papua, c'è l'isola di Papua, che è quasi un continente enorme, è sopra l'Australia, quindi è un viaggio molto lontano, perché direi che è forse ci si mette meno ad andare in Australia, ecco, la vediamo esattamente qui adesso nella cartina. Abbiamo la Papua che è divisa in due, Papua Nuova Guinea e Papua indonesiana. Noi eravamo nella Papua indonesiana e siamo andati da Sorong e siamo partiti. Raja Ampat è saltata alle cronache qua ultimamente perché è un posto veramente, ma veramente bello. Abbiamo la massima biodiversità, proprio è la prima area al mondo per la biodiversità. Abbiamo 1300 specie di pesci, 500 tipi di coralli e 300 tipi di molluschi vari. Bellissimo. Allora, un viaggio bello lungo, avventuroso. Quanto tempo ci avete impiegato per arrivare? È lunghetto forte, perché partendo da Venezia, noi preferiamo la partenza da Venezia, è più comoda. Abbiamo un Venezia-Dubai, Dubai-Giacarta e da Giacarta a Sorong. Ogni volta che ci si ferma in aeroporto, chiaramente minimo sono 4 ore di attesa per la coincidenza del volo. Un viaggio che non finisce più. Un viaggio che non finisce più. Cioè ci si mette meno ad andare in Australia, che dicevo prima, perché Australia fai 2 voli aerei, qui ne fai 3, quindi hai una pausa a terra superiore. Poi fra parentesi Sorong, quando si arriva al pomeriggio, e Sorong, il volo di Sorong è alla notte, per cui abbiamo 7-8 ore di intervallo da quando si arriva. Ecco che generalmente si va in un albergo lì vicino, o l'albergo stesso dell'aeroporto, a riposare per rimettersi poi in forza. Sfiniti praticamente. Sì, esatto. A quel punto, siccome è un viaggio tanto per terra, sì, l'abbiamo visto dall'anteprima, quanto per mare, come vi siete organizzati? Allora, in questo caso qui abbiamo fatto scalo non a Giacarta, ma a Dubai. Perché a Dubai, scusa, a Bali intendevo, scusa. Bali è straordinario. A Bali è sempre straordinario, è sempre la pena di fermarsi. Hai un amore particolare per esatto. E difatti a Bali abbiamo visto nella presentazione le loro danze tipiche, il Kecak, che è la danza delle scimmie e via di seguito, e dopo tutto quello che sono i templi indonesiani. È una, diciamo, una parentesi magica Dubai, che veramente... Dubai ancora, esatto. Bali. Bali merita veramente di fermarsi e di stare lì. E allora iniziamo a vedere le immagini, a vederle, perché queste ci portano veramente a toccare, no, magari a toccare con mano, a respirare, a sentire, però ci immergono. Iniziamo eccolo qua. Qua siamo già in Papua? Qui siamo, qui siamo a Bali. E difatti quindi Papua era Raja Ampat, però siamo sempre da Bali, abbiamo fatto scalo. Questo qui sarebbe un albero sacro, perché in quest'albero qui sopra era cresciuta una palma, per cui 2 alberi insieme di specie diverse l'hanno consacrato. Questa era la piscina dell'albergo, che oramai è un albergo, noi andiamo sempre lì in quell'albergo. Qui sono i negozi viaggianti, o come si muovono loro in moto, la famiglia, e poi sempre praticamente. Qui abbiamo visitato anche la casa delle farfalle. E qui è stata veramente una bella esperienza, proprio molto simpatica. Anche vediamo adesso le farfalle, sono grandissime. Che infatti vediamo. Sono molto grandi queste farfalle. E questa qui è una mantide religiosa, ma grandissima, questa qui veramente grande. Avevamo questi insetti veramente grandi da vedere in mezzo ai fiori. Poi qui andiamo nei templi, la sacralità di Bali. Che belli, mamma mia. Sì.
E che stagione Siamo era? andati in marzo. Che quindi lì c'è il clima costante. L'Indonesia è enorme, perché ricordiamoci che ha 2 fusi orari, quindi è molto estesa. Però Bali è collocata lì, più piccolina. Sì, è più piccolina e tutto. Qui sono le spighe di riso. E qui vediamo che c'era il raccolto, fanno anche 3 raccolti all'anno. Queste sono le risaie che sono diventate anche patrimonio dell'UNESCO. Sì. E quindi qui c'era un cacciatore, ma non ho capito cosa andasse esattamente a cacciare, però l'abbiamo lasciato per i fatti suoi. E qui sempre in mezzo alle risaie c'è questo verde che è lussureggiante, che è bellissimo. Poi queste risaie qui hanno bisogno di una manutenzione continua, perché la parete è fatta in fango e per cui con l'acqua c'è l'infiltrazione, devo andarla ogni giorno a rivedere, praticamente a chiudere le varie falle che si possono aprire. E raccolgono il riso, cioè, anche nella stagione che siete andati voi? Sì, 3 volte all'anno raccolta di riso, quindi quasi sempre, insomma. Ma è possibile anche passeggiare all'interno delle risaie? Sì. Che bello, sì. mamma mia. E io ho avuto una disavventura in un altro viaggio, che sono scivolato dentro a una risaia, è terribile perché c'è un fango finissimo che proprio mi ha impestato per un giorno intero per togliermelo tutto. Sì. Quindi specie tipo sabbie mobili. Veramente. Qui ci sono i distributori che logicamente ce ne sono pochi, allora ci sono le varie che si industriano a fare, praticamente a comprare una tanica, metterla in bottiglia da litro e venderlo così. La benzina costa poco, è comunque lì. Proprio... Questo è un isolotto. Questo è un tempio, esattamente. Qui vediamo questo frutto particolare che è il duran. Ah, quello che puzza. Quello che puzza, esattamente, quello che puzza proprio. Però è buono? Diciamo che non l'ho ancora assaggiato, lo vedo sempre. Questo è il frutto del serpente e c'è questo odore che mi blocca un po', però questa volta sono deciso ad assaggiarlo, dai, vediamo. Ma perché dicono che sia buono? Sì, dicono che sia buonissimo, anzi, quando viene venduto alla produzione dell'albero, mettono addirittura uno a guardia di tutti i frutti. Proprio veramente molto ambito, è pregiato, è un frutto che costa, se lo fanno pagare per loro, insomma costa per noi, insomma, costerà 2 euro, voglio dire, ecco. Qui vediamo i contadini locali. Quanti giorni vi siete fermati qui a Bali? Abbiamo fatto 2 settimane, 2 settimane, qui abbiamo fatto una crociera. Perché appunto io consiglio sempre, difatti la sosta a terra è per prendere il fuso, riposarsi dal viaggio, cioè sempre per non entrare direttamente subito in acqua, ma è andare in acqua quando si è praticamente riposati e pronti, e anche avere i riflessi e non fare distrazioni. Qui siamo andati a visitare un cimitero animista e abbiamo trovato una pioggia torrenziale. Almeno non fa freddo. Sì, almeno non fa freddo. Ecco, qui gli animisti non seppelliscono i defunti, vengono solo coperti da uno strato, una capanna chiamiamo di foglie di banano, e restano lì, però il corpo si decompone velocissimo per le temperature che ci sono e per l'umidità che c'è, e dopo fanno praticamente questa roba un po' macabra di riassumere tutti i corpi e metterli assieme. Chi va a visitare questo cimitero vanno a portargli da mangiare, fanno l'offerta, gli lasciano le sigarette, gli lasciano le birre, cioè perché per loro è un continuo della vita. E quella è la capannetta che hanno fatto, dove c'era praticamente uno appena portato lì. Ma quindi i corpi sono lì in putrefazione? In putrefazione. Ma non è pericoloso per la salute? No, sono molto isolati. Più che altro quella copertura che danno è perché non vadano gli animali a mangiarli, tutto lì. Poi qui sono le vecchie capanne indonesiane, la Tanah Torana, che abbiamo visto, sì, però sono oramai rifatte a nuovo completamente. Però loro ci abitano ancora. Loro abitano ancora qui, sì, ma qui proprio abitano a livello per i turisti, ecco, per far vedere dove abitavano e tutto. E questi sono simboli sempre? Sono simboli, proprio sì, vecchi. E qui siamo invece al porto, dove ci sono tutti i vari mercati, dove c'è
il mercato del pesce chiaramente che la fa da padrone, perché siamo sul mare anche molto pescoso, e purtroppo, se devo dire, certe volte prendono anche dei pesci che potrebbero rimetterli liberi, poveretti, ma insomma... Perché sono specie... No, più che altro li prendi piccoli, e, insomma, lasciali crescere, lascia che si riproducano, però quando c'è fame, cioè, bisogna capire anche queste persone. Ecco, qui vediamo, qui sono tutti tonnetti praticamente, questo è uno squalo a martello, poveretto, mi fa una tenerezza spaventosa. Che piccolino, è piccolino, quello potevi lasciarlo, insomma, dai, perché proprio gli squali a martello sono veramente una cosa unica da vedere. I platax, cioè loro mangiano qualsiasi cosa, quando c'è la fame. Perché non è una realtà ricca, un'isola ricca, perché uno pensa a Bali con tutto il turismo che ci deve essere. No, no, Bali c'è la fame. Questa qui era una venditrice di pesce secco, perché hanno due sistemi di conservazione del pesce, o lo essiccano o lo mettono sotto sale, perché chiaramente col caldo non dura. E questa era la nostra barca, la barca praticamente che ci ha fatto fare la crociera di 15 giorni per Raja Ampat. Beh, è bella grande. Sì. Ecco, un consiglio che posso dare: questa era la prima crociera che faceva questa imbarcazione. Ecco, fate almeno la terza, perché quando piove anche dentro, e allora la prima crociera che abbiamo fatto era per mettere a punto la barca, ma però in barca c'eravamo noi e abbiamo preso in cabina ogni tanto, perché piove spesso alla sera. Qui vediamo tutta la parte, diciamo... Ma quindi non era costruita bene. E sono tutte così alla fine le barche che fanno lì devono sempre essere messe a punto. Questa è proprio la parte di Raja Ampat, che ci sono questi 1500 scogli, 1700 scogli, piccolissimi, non sono abitati, ma c'è un panorama da vedere, veramente da girarsi attorno, stando molto attenti, perché loro lo sanno bene, agli scogli, perché ci sono tanti scogli affioranti, quindi infatti si va con una barchetta, di solito con la barchetta, neanche col tender delle immersioni, ma proprio una barca piccola. Però l'acqua limpida, abbastanza limpida? Bellissima, l'acqua è bellissima, sì, quello sì, l'acqua è veramente bella. Ed era calda. E ecco, vedete uno scoglio affiorante qua, come può proprio andarci contro, però lo conoscono bene e si gira intorno. Ecco qua come stiamo andando e facciamo le riprese. Quindi questa non è con la nave da crociera? No, è la barca d'appoggio della nave da crociera, sì. Non quella che andavamo a fare le immersioni, questa è proprio una barchetta proprio per muoverci, per andare a terra, per fare giretti così, per vedere appunto da vicino questo particolare, come stanno qua. Quanti eravate? Eravamo in parecchi qua, eravamo in 18. Mamma mia! No, un bel numero. Abbiamo riempito proprio la barca, eravamo tutti noi. Ma c'era posto per muoversi? Sì. No, è una barca grande, comoda, belle le cabine, quando non pioveva era meglio, perché intanto gocciolava nella cabina, ecco. E qui vediamo un pescatore con le loro classiche canoe con gli stabilizzatori. È un'attività ancora... la pesca, sì. Anzi, li hanno convertiti, hanno capito che il mare, tenendolo a posto, perché pescavano con le bombe, invece hanno visto, difatti si vedono ancora i segni delle bombe sott'acqua che pescavano, e hanno visto che il turismo subacqueo è una fonte di reddito molto importante, è diventata molto importante per loro. Ecco che loro adesso iniziano a rispettare il mare, a stare attenti, e oltretutto vogliono anche proprio essere partecipi, quindi cercano di fare i corsi per diventare subacquei, anche loro fare accompagnatori e stare in mezzo al turismo. Ecco, qui vediamo una signora che confeziona i cesti, sempre con le foglie di palma. Il bello è che questa persona qui sembra vecchissima, invece non è tanto vecchia. Perché loro hanno una vita anche abbastanza E qui stiamo dura. passati alla parte subacquea. Quindi vi siete un po' allontanati dalla costa? Sì, è un tragitto, abbiamo navigato abbastanza, proprio abbiamo navigato bene, è un mare, per fare il giro che abbiamo fatto avremmo fatto un 100 miglia di navigazione, abbiamo fatto abbastanza. Questi sono i platax. Qui siamo sotto un pontile di un'isola che eravamo andati, e qui perché era molto praticamente vista, conosciuta, che c'è tanto pesce che si ferma sotto, perché viene buttato il mangiare, gli scarti del mangiare li buttano in acqua, quel poco che rimane, perché mangiano tutto, ma insomma, e qui per cui c'è anche veramente un'affluenza. Mangiano tutto. Sì.
E qui abbiamo visto anche lo squalo che cammina, il walking shark, e dopo lo vediamo. Qui non vedremo squali dal punto di vista che possano attaccarsi, qui la Tamara che ci saluta, abbiamo fatto tutto le nostre accompagnatrici. Però i pericoli del mare non sono solo gli squali, anzi io non li ritengo pericolosi gli squali, ma vedremo qui un pesce veramente pericoloso e anche poco conosciuto, qui è parecchio diffuso, che è il polpo degli anelli. Il polpo degli anelli, cioè rendiamoci conto, se noi veniamo punti da una zanzara di notte, ci può svegliare il ronzio della zanzara, ma non ci accorgiamo che c'è appunto. Il polpo, esattamente, ti morde e non ti fa male quando ti morde, però è tossico da morire, la morte viene in 24 ore. Ah, addirittura non la c'è morte. antidoto, non c'è antidoto. Comunque Mamma mia. colpisce i muscoli, colpisce, il primo sintomo è nausea e vomito, ma però uno magari non gli può dare peso, invece se si vedono questi molluschi, perché praticamente piccolissimo, parliamo che pesa 30 grammi. È proprio una cosa, ma è sì. tipo una medusa? No, è proprio un polpo, un polipo, un polpetto. E comunque lo vedremo molto bene adesso. E poi, fra parentesi, quello che vedremo prima, beh, ma non anticipiamo. non anticipiamo, no, dai. sto pensando, comunque si trova solo in questi mari. Questo qui è uno squalo tappeto, che è stazionario a terra, praticamente vive sempre, fa tutta la sua vita nel terreno e resta fermo e aspetta che passino praticamente dei pesci davanti e lui aspira l'acqua e aspira anche dentro che il pesce lo mangia. Qui vediamo una canoccia nostra, solo che è tropicale, rossa. Questa qui bisogna stare attenti a non avvicinarsi troppo, perché le due zampine davanti con le quali lei cattura i pesci sono molto dure e se colpisce l'obiettivo va a rischio di danneggiarlo. Ah, proprio è un colpo ma poi violento. può fare anche male? No, Pungere. lei lo fa per difesa, per allontanare. Però se colpisce una parte in vetro non è detto che resti intatto. Quindi vederlo, ma vederla da lontano è meglio. Ma voi avevate la muta qua? Sì. Ecco qui poi abbiamo la macro. Questo qui è un cavalluccio pigmeo. Un cavalluccio bello, piccolissimo. eccolo che si vede che si muove. Eccolo qua. Completamente E guardate mimetizzato. come si mimetizza con la gorgonia. Questo qui è un altro sempre pigmeo, è rosso. Bellissimo. Quindi di dimensioni, se è una macro, questo è Sì, è una macro, quindi parliamo che è 1,5 centimetri, 2 centimetri, non è più grande. Però guarda la testolina, che bella. E poi difficilissimi anche da vedere questi qua. Qui vediamo i soliti gamberetti trasparenti e ne abbiamo parecchi. Ma anche da parte tua individuarli, non avere veramente occhio? Allora, qui onestamente se non ce li indica noi vedremo il 10% di quello che c'è. Gli accompagnatori sanno dove c'è quel tipo di granchietto, quel tipo di gamberetto e via di seguito, perché queste immersioni chissà quante volte le hanno fatte, e allora hanno un puntatore, ce lo indicano. Noi non riusciremo, cioè ne vedremo molti, ma molti meno. Nudibranchi ce ne sono tantissimi qua, veramente, proprio di tutti i tipi. Questo è il classico proprio. Il nudibranco è una lumachina di mare, un simpatico accompagnatore. Guardate, sono anche poi, oltre che essere colorati, anche molto strani, stravaganti tra di loro, perché sono delle lumachine che si sono proprio evolute. Eccole E qua. qui è sempre un altro nudibranco. Bello, anche questo particolare, un colore diverso dagli altri. Molto diverso dagli altri. Quindi il fondale qui è colorato e vivo? Molto colorato e abbiamo praticamente proprio una diversità che è incredibile. Qui un altro è un nudibranco ancora diverso. Cosa succede? Che con la ripresa... ma sono piccolini questi? Piccoli, sono 1 centimetro, 2 centimetri, questo è l'occhio di uno scorfano che resta lì convinto nel suo mimetismo di non essere stato avvistato. E qui lo vediamo invece bene, adesso lo riconosciamo meglio, lo vediamo bene qui. Eccolo. Qui ecco che si è messo un po' in difesa. Comunque è uno spettacolo.
Sì. rispetto ad altri scorfani di altre zone, anche il nostro, Sì. questo qua è veramente, sembra un'opera d'arte. Sì. Ma guardate come si è messo con le branchie, con le pinne laterali aperte proprio. Questo è un altro ancora, ma guardate dove vivono, loro prendono molto i colori del punto dove vivono e per cui si mimetizzano molto bene. E si nutrono di che cosa? Ecco qua, polpo. Questo non è il polpo degli anelli, sembra molto pericoloso, invece questo è innocuo. Invece adesso vedremo. Quindi questo è un polpo tranquillamente bello da riprendere, coreografico se guardiamo bene, però è tranquillo. Non è pericoloso, quindi da non confondere con quello che è il polpo degli anelli, che il polpo degli anelli è anche un mistero per i biologi, perché prima di assalire lui lampeggia, ossia gli anelli che lui ha nel corpo, che adesso andremo a vedere tra un attimo. Questa è una medusa che si era messa a testa in giù. Questa? Sì, una medusa che si appoggia sul fondo e pompa praticamente per far crescere le alghe nella parte sotto. Vabbè, i mandarin fish sono sempre delle cose spettacolari. Guardate, i mandarin fish sono difficili da vedere perché sono nei punti dove è morto tutto il corallo, dove c'è il fondale praticamente completamente fermo e loro vivono praticamente in questa zona desertica quasi e vengono fuori verso il tramonto, quindi bisogna stare attenti ad accendere i fari perché prendono paura e scappano, quindi bisogna stare sempre lì in attesa. Per riuscire a vederli un po' di lavoro. Sì, sì, prego. No, interrompiamo un attimo perché vedremo questo polpo degli anelli, avremo modo di vedere anche altro, però c'è la pubblicità, quindi a questo punto restate con noi, canale 19, tra poco.